La CGIL, SPI ed FP continua la sua mobilitazione davanti agli ospedali che rischiano di rimanere senza personale e senza risorse. Gli ospedali interessati sono quello di Mestre, oggi alle 14, e quello di Dolo, domani giovedì 11 alle ore 10, e davanti ai loro accessi ci saranno 2 presidi di CGIL, SPI ed FP CGIL Venezia per chiedere maggiori risorse e personale per la sanità veneziana. L'estate scorsa sono state raccolte circa 20.000 firme che sono state consegnate alla Regione Veneto al fine di incentivare un impegno nel chiedere maggiori risorse al governo per la sanità veneziana. Ora i sindacati si dicono stanchi dei proclami scaricabarile mentre vengono confermati i tagli di spesa alle retribuzioni e al personale, mentre tutto tace. I sindacati affermano di non intravedere nessuna intenzione da parte della Regione di opporsi a tali provvedimenti. Di questo passo, affermano, la sanità è destinata ad affondare. La crisi del sistema sanitario è un problema prioritario a cui si deve rispondere, affermano, assumendo personale già in graduatoria, eliminando il tetto di spesa per il reclutamento di nuovo personale, garantire turni e qualità del lavoro dignitosi per fermare la fuga delle lavoratrici e dei lavoratori. Non si può pensare di continuare a risparmiare sulla salute dei cittadini, concludono, mandando chi può curarsi nel privato pagando 2 volte la prima attraverso le tasse. La mobilitazione si terrà davanti agli ospedali per chiedere alla ULSS, alla Regione e al Governo di assumersi le proprie responsabilità di fronte a chi è costretto a mettere a rischio la propria salute per vedere garantito l'equilibrio di bilancio. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.